Il bollettino dell'ASP di Agrigento segna oggi 1.669 positivi in provincia ed in particolare aggiunge un più 118 e 5 nuove vittime, dati che nascono dalla somma algebrica di più giorni, domenica e ieri lunedì. Agrigento, secondo il report dei dati epidemiologici dell'ASP, è arrivata a 75 contagi, più 4 rispetto al precedente bollettino. Aumentano da 50 a 54 i guariti, così come le vittime che salgono di un'unità e diventano 6 e il totale dei casi è arrivato a 126. Un nuovo contagio ad Alessandria della Rocca, 5, nessun nuovo caso a Bivona, 3 in tutti gli attuali positivi, che sono gli unici dall'inizio della pandemia. Burgio continua a non avere nuovi casi positivi, i precedenti 2 pazienti sono guariti. Stessa situazione per il caso di Calamonaci. A Caltabellotta si è registrato un nuovo positivo e i casi di attualmente positivi sono 11, ma c'è anche un guarito ed un morto. 2 casi in più, secondo il report dell'ASP a Camastra, che segna 25 ed ha anche 2 guariti. 4 casi in più di attuali positivi a Campobello, 21, dove si registrano ben 12 guariti, dove c'era stata una vittima e dove il totale è arrivato a 34 casi. Aragona ha registrato, arrivando a 33 casi, un più 4. I guariti sono rimasti ben 29, il totale è arrivato a 62. Continua a preoccupare Canicattì, dove si è passati, come da bollettino ASP, da 135 casi a 162, numero peraltro inferiore ai 169 riferiti dal comune. Uno in più a Casteltermini, che è passata a 18, sono 4 i guariti totali, c'è anche un decesso. 12 in totale le persone attualmente positive a Castrofilippo, più 2, 3 a Cattolica Eraclea, più 2, stabili contagi a Cianciana, 9, Comitini 5. Nonostante i 5 guariti sono passati da 26 a 31, Favara resta a 63 attualmente positivi, 2 decessi e 96 il totale. A Grotte aumentano di 3 unità i contagi, che diventano 28. Ioppolo Giancaxio, così come Lucca Sicola, si confermano a 0 casi e un guarito dall'inizio della pandemia. Scendono a 72 i contagi di Licata, 14 in meno dell'ultimo bollettino, 61 i guariti contabilizzati, 2 le vittime e 135 i casi in totale. 15 guariti a Menfi, dove restano 13 gli attuali positivi. Nuovo contagio, secondo il report dell'ASP, a Montallegro, che arriva a 0 nell'ultimo bollettino e dove ci sono 4 guariti. 11 più 4 a Montevago, 46 più 4 a Naro, dove ci sono anche 4 guariti. Palma di Montechiaro, sempre per l'ASP, è scesa da 57 a 53, i guariti risultano essere 23, una la vittima e restano 77 i casi complessivi. Scende di un'unità il numero dei positivi a Porto Empedocle, 22, i guariti sono complessivamente 42 e un decesso e i casi complessivi risultano essere 65, erano 63 nell'ultimo bollettino. Un nuovo caso a Racalmuto 11, 4 attuali positivi in più a Raffadali 30 e 2 in meno a Ravanusa 19. Realmonte, secondo il report, è a 4, più 1 rispetto al precedente bollettino, a 3 guariti e 7 casi totali. Ribera è ferma a 35, mentre sono scesi, e anche in maniera importante, i contagi di Sambuca di Sicilia, che è passata da 64 a 43. In totale 80 guariti, 14 le vittime, 3 nuovi casi a San Biagio Platani 23, un positivo in meno a San Giovanni Gemini 11, uno in meno anche a Sant'Angelo Muxaro 8. 4 nuovi casi invece a Santa Elisabetta, che è passata a 6 attualmente positivi e dove c'è anche un guarito. Santa Margherita di Belice, da 58 positivi è scesa a 46, i guariti sono invece passati da 19 a 31. 1 il decesso e 78 i casi totali. Santo Stefano Quisquina non ha ancora caricati sul bollettino dell'ASP i 2 casi annunciati dal sindaco Francesco Cacciatore. Nuovi contagi, ben 7 a Sciacca, che è tornata a salire a 38. Siculiana resta ferma a 5 e un caso a Villafranca Sicula.